Ciao a tutti, in questo tutorial vediamo le fasi finali, diciamo, del conteggio dei punti in una partita di tarocchi siciliani. Le carte sono già state tutte disposte nei mazzi presi attacco e difesa, come abbiamo visto nel precedente tutorial, quindi a questo punto, ad esempio per l'attacco, si clicca su prese e punti attacco, calcolo punti e giochi, quindi si apre questa finestra. In questa finestra abbiamo il numero totale delle carte prese, 32, e possiamo procedere sequenzialmente a due operazioni. La prima operazione è assegnare l'ultima presa. Sappiamo che vale 5 punti ai fini delle carte, dei punteggi delle carte, e poi varrà un gioco ai fini diciamo, dei punti partita. Quindi in questo caso, per esempio, facciamo finta che l'attaccante, quindi la parte solista, che è parte solista, ha fatto l'ultima presa. Si apre questa finestra cliccando su assegno ultima presa. In questo caso quindi metteremo 5, cioè assegno il bonus punti all'attacco e clicco OK. Un indicatore ci indicherà che questo gioco dovrà essere conteggiato dalla parte dell'attacco e la stessa cosa comparirà anche sulla chat. Ok? Per calcolare adesso se è stato l'attacco a superare i 55 punti, quindi il punteggio necessario per fare la rimatura, e quindi aver assegnato l'altro punteggio, diciamo, fisso, dobbiamo cliccare su calcola totale. Nel momento in cui clicchiamo, il software effettua automaticamente il calcolo. Se compare automaticamente questa icona, vuol dire appunto che, come dice qui la nostra chat, in totale attacco ha fatto 46 punti dei valori delle carte, 10 prese e quindi 10 punti terzetto, per un totale di 61 punti e quindi in definitiva è arrivato a superare i 55 e ha fatto la rimatura e quindi compare automaticamente. Sarebbero comparsi sempre automaticamente, ma non ci sono, altri giochi come ad esempio le 4 re, le 4 aree, le 5 aree o la scommessa nel caso fosse stata effettuata, quindi fosse stata presente, fossero stati presenti Picciotti, Picciotti, Fuggitivo e Giove all'interno delle carte, ma in questo caso evidentemente non ci sono. Per conferma possiamo sempre aprire, ma basterebbe anche solo fare in questo caso solo questa visualizzazione, per essere sicuri che non l'abbia fatta l'altra parte, alcune di queste cose, dobbiamo aprire la finestra invece difesa, verifichiamo appunto il numero di carte, quindi come vedete ovviamente ne hanno 31 la parte della difesa contro le 32, quindi sono in totale 63. Anche qui assegnazione ultima presa lasceremo ovviamente 0 perché non è stata fatta, nel caso abbia fatto l'attacco. Calcoliamo anche qui il totale, ci viene confermato che il totale è di 47 punti, quindi arriviamo appunto ai 109 a meno di un'approssimazione, perché ovviamente nel caso il numero sia divisibile per 3 abbia un resto di 2, dobbiamo aggiungere un punto, quindi 47 in questo caso sarebbero da contare 48 punti. No, scusate, volevo dire 32 carte, quindi sì, in questo caso l'attacco avrebbe un punto in più per riguardante le prese, il numero di prese. Quindi finirebbe 62 a 47 che farebbe comunque 109 la somma. Se non compaiono altri giochi vuol dire che appunto la difesa non ha neanche 4 re, 4 ali, eccetera, quindi non c'è bisogno di ulteriori controlli. In ogni caso, eh, nelle funzioni attacco e nella funzione difesa abbiamo una seconda possibilità, cioè quella di visualizzare tutte le carte che sono nel mazzo dell'attacco per tipo. Quindi con una finestra analoga ma strutturata in maniera leggermente diversa, perché questa finestra ci dà un elenco delle carte divise per tipologia, quindi le aree, per esempio. Poi ovviamente in funzione se sono state girate le carte o meno, c'è anche la visualizzazione della carta. In realtà sarebbero sempre chiuse. Ci dice che appunto in questo caso visualizziamo subito che ha solo 3 aree l'attacco, quindi non può avere ovviamente le 5 aree. Come decine ha Picciotti e Giove, quindi non ha ovviamente la scommessa, quindi abbiamo conferma un po' di tutto quello che abbiamo visto. Anche i re, per esempio, ci dice che ne ha soltanto uno e quindi sicuramente non ha i 4 re. Quindi da qui possiamo fare delle verifiche sia di punteggio sia di carte possedute, no? In automatico vengono infatti dette anche i totali di numero di carte e i totali di valori delle carte. Il passaggio successivo qual è? Ovviamente una volta che si sono stabiliti i giochi, si potrà, diciamo, aggiornare il numero di giochi sia sul tavolo, semplicemente andando sui gettoni e cliccando su più e meno, quindi aumentando o diminuendo. Ma per fare questo
bisognerà aprire il segnapunti, che è disposto in questo punto del tavoliere, sempre disponibile, aprirlo nella maniera ovviamente di una visualizzazione più ampia possibile per la facilità di conteggio. Le prime due righe sono dedicate, diciamo, alla leggenda di come devono essere indicati i giochi. Questo è un segnapunti, diciamo, analogo a quello che si usa quando giochiamo fisicamente con i segnapunti cartacei. Qua in pratica metteremo i nomi dei giocatori, molto semplicemente, e così via. Quindi si indicherebbero i nomi. E nella riga successiva si indicherebbero i giochi effettuati. In questo caso, ad esempio, potremmo dire che l'attacco aveva fatto la rimatura, quindi indichiamo R e il vanto, indichiamo sempre maiuscoli, rimatura e vanto. Nord supponiamo che fosse in coppia con Sud, quindi indichiamo la stessa cosa, rimatura e vanto anche per Sud, mentre in questo caso sia Ovest sia Est non hanno effettuato alcun gioco. In questo caso, quindi, nei pagamenti scriveremmo proprio che Nord ovviamente va a +2, Sud andrebbe pure a +2, quindi guadagnerebbe 2 punti gioco, mentre chiaramente gli altri due giocatori andrebbero in negativo, -2, ne perdono 2 e -2. In questo caso, essendo la prima giocata, qui si confermano esattamente gli stessi totali, mentre nelle giocate successive si farebbero le somme parziali tra l'uno e l'altro, no? Tra il totale precedente e i pagamenti della presente mano. Quindi qua si finirebbe compilando tutto in questa maniera, ovviamente, perché resterebbero uguali in questo caso. Ok, ovviamente quando viene chiuso resta salvato, quindi alla prossima partita troveremo le cose scritte per come le abbiamo lasciate. E a questo punto, per esempio, se questo era il caso, dobbiamo ricordarci di segnare, prima di andare avanti, 2 punti, cioè più 2 punti a nord e sud e meno agli altri due. Quindi andrò qui, farò più va a 2, sud stesso discorso, più, e invece andrò a segnare i 2 punti negativi ai giocatori perdenti, in modo che anche sul tavolo ci sia sempre il punto della situazione dei punteggi. E quando riapriamo un attimo le mani prese, perché così vi faccio vedere anche che in automatico, nel momento in cui andiamo a aver finito tutta la partita, quindi dobbiamo passare di turno, nel momento in cui cliccheremo su il più di turno 1 con mazziere est, scompariranno dal tavolo tutte le tessere non più necessarie, quindi queste delle dichiarazioni, e dalle mani verranno azzerati tutti i punteggi e le carte saranno automaticamente disposte sul mazzo e rimescolate. Infatti se apriamo il mazzo pure e clicchiamo sul più, vediamo esattamente succedere tutto questo. In chat viene comunicato tutto questo, si cancellano tutte le carte, da qui e da qui, e il mazzo è pronto e rimescolato per una nuova mano, per una nuova partita, che sarà quella con mazziere nord, come vi indica l'indicatore. Quindi per avere il promemoria visivo, questo può essere spostato, diciamo, chi è il mazziere in questa posizione, e si procede così fino alla fine.